In vacanza in Croazia ci sono state dal 25 luglio al 1 agosto. Al rientro la febbre e i primi sintomi. Sono positive al coronavirus, sono a casa e stanno bene due giovani diciottenni padovane reduci da un viaggio premio per la maturità. Spiaggia, sole e discoteca, il programma preparato per i partecipanti dall'agenzia, un viaggio tutto in pullman con coetanei provenienti da varie regioni d'Italia. I giovani partecipanti veneti, tutti tra i 18 e i 20 anni, sono in totale 24, 13 padovani, per cui l'ULSS 6, come da protocollo, ha fatto scattare il rodato meccanismo di isolamento domiciliare e verifica dei contatti per esecuzione dei tamponi. Gli altri veneti sono per la maggior parte giovani veronesi. Partita anche l'informazione verso i dipartimenti di prevenzione nelle varie regioni italiane interessate. Positivo in città anche un bambino di 11 anni che frequenta il centro estivo di Padova Nuoto alla Guizza. Anche qui è scattata l'operazione tamponi per 94 persone, tra ragazzi, bambini e operatori coinvolti. Intanto il Comune di Padova, in collaborazione con l'Università, ha dato il via a una campagna di test sierologici tra i dipendenti municipali. I test, su base volontaria, si svolgeranno nelle prime settimane di settembre.